È in agonia il ghiacciaio della Marmolada, il più importante delle Dolomiti. La rapida contrazione della sua estensione è la dimostrazione visibile dei cambiamenti climatici. Da oltre 100 anni i geografi dell'Università di Padova compiono una misurazione annuale che adesso fotografa senza pietà una situazione giunta al punto di non ritorno. Buona parte dei volumi di ghiaccio che erano immagazzinati, che erano immagazzinati nei ghiacciai, oggi sono scomparsi e che i ghiacciai rischiano di scomparire nel giro di qualche decennio se saranno confermate, come sembra, queste velocità. Nel 1888 la superficie del ghiacciaio era di 500 ettari, nel 2018 gli ettari erano 123. Il dramma è un arretramento del fronte in fortissima accelerazione negli ultimi anni. Nell'ultimo secolo il manto perdeva circa 3 ettari l'anno, una tendenza che fissava la fine del ghiacciaio nel 2060. Questa contrazione ha subito un'impennata. Negli ultimi 10 anni 5 ettari l'anno, negli ultimi 3 gli ettari sono saliti a 9, una cifra triplicata rispetto all'andamento dell'ultimo secolo. Se questa tendenza fosse confermata, buona parte del ghiacciaio è destinata all'estinzione già nel 2031. Ragionevolmente noi possiamo dire che nell'arco di qualche decennio il ghiacciaio della Marmolada, così come lo conosciamo, non esisterà più. Probabilmente rimarrà una piccola placca di ghiaccio arroccata sotto la cima, ma che avrà perso le caratteristiche del ghiacciaio. Se noi consideriamo che nell'arco di poco più di un centinaio d'anni l'85% del volume del ghiacciaio è scomparso, credo che ci rendiamo ben conto dell'importanza e della gravità di questo fenomeno.